Ad Agrigento, relatori di fama internazionale per garantire supporto ai comuni che vogliono usare le risorse PNRR per opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana. La Guardia Costiera libica torna a sparare ai pescherecci siciliani. Schiaffi e spintoni alla fidanzata 35enne agrigentino denunciato e lei portata in una struttura protetta. Incendiata bottiglia davanti casa di un artigiano di Ribera. Trovata cocaina a casa di un 62enne di Licata. Ai piedi della prefettura di Agrigento, 2 giorni, oggi e domani, con la Fiera Emporio Arte e Natura a Ioppolo a partire dalle 17, torna Mangia e Pazzia, la kermesse che celebra il Cibro da strada. Calcio l'Acragas di Sernia per la finale di play-off, ultimo allenamento per la formazione biancazzurra concentratissima per la sfida di domani. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ad Agrigento, relatori di fama internazionale al Focus organizzato dall'Ordine degli Architetti. Obiettivo: garantire supporto tecnico-logistico ai comuni che vogliono creare opere pubbliche ed interventi di rigenerazione urbana capitalizzando risorse del PNRR. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Nuovi scenari per l'economia, questo è il tema di un interessante approfondimento su tematiche inerenti ai fondi del PNRR, che ha visto la partecipazione ai concorsi di progettazione, che si possa accedere più facilmente ai fondi del PNR. Ieri sono state diverse le personalità che hanno partecipato all'iniziativa, con in testa il presidente dell'Ordine Rino Lamendola, il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa, i vari esperti del settore come Lorenzo Bellicini, direttore del CLESME, Lilia Cannarella, responsabile del Dipartimento Agenda Urbana del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, del noto architetto Gianluca Peluffo. Quindi la tavola rotonda con i protagonisti dei rappresentanti degli enti beneficiari, primi sottoscrittori del protocollo d'intesa sottoscritto proprio con l'Ordine degli Architetti per l'avvio dei concorsi di progettazione, il comune di Montevago, quello di Cattolica Raclea, di Racalmuto, di Grotte, di Menfi e il libero consorzio comunale di Agrigento. Le conclusioni del dibattito sono state affidate al vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. E oggi accenderemo i riflettori sui nuovi scenari economici determinati dalla drammatica guerra in Ucraina, piuttosto che dalla pandemia da Covid, ma lanceremo anche i primi concorsi di progettazione che saranno presto banditi dagli enti beneficiari delle risorse che sono state stanziate dallo Stato con DPCM dello scorso 17 dicembre, e a queste risorse potranno accedere il libero consorzio comunale e tutti i comuni della provincia con meno di 30.000 abitanti, per un importo complessivo di 1.600.000 euro, quindi in termini di montepremi per i concorsi che genereranno qui in provincia di Agrigento una serie di lavori per un importo complessivo di ben 60 milioni di euro. Quindi capirà, è un'occasione che non possiamo permetterci di perdere, e quindi il nostro ordine ha voluto dare la disponibilità a questi enti beneficiari di sottoscrivere un protocollo di intesa con il quale ci impegniamo a offrire il nostro supporto tecnico e logistico affinché questi enti possano bandire concorsi entro la scadenza prefissata del 18 agosto. C'è una platea qualificata che darà il suo apporto valido al contributo oggi del convegno. Sì, oggi sono presenti molti sindaci, molti tecnici comunali, molti RUP, ci sono anche molti professionisti, ma ci sono anche dei relatori di caratura internazionale come Lorenzo Bellicini, come Gianluca Peluffo, che è un archistar, Lilia Cannarella, e poi diciamo, siamo onorati di avere la presenza anche delle autorità. Aprirà i lavori il prefetto, la dottoressa Cocciufa, Sua Eccellenza il prefetto. I lavori saranno conclusi dal sottosegretario di Stato alle infrastrutture Cancelleri. Ci sono anche i sindaci che sottoscriveranno i protocolli di intesa, insomma un momento di snodo per poter far ripartire questa zona che un pochettino ha bisogno delle risorse del PNR per ripartire. Io spero che ci siano
degli sviluppi concreti, perché questa è una vicenda di cui si parla da tanto tempo. L'ho detto anche ieri nel mio intervento in occasione della Festa della Repubblica, è un'occasione unica. Peccato sprecarla. Certo, i comuni hanno bisogno di supporto, hanno bisogno di persone che facciano i progetti, quindi mi sembra che quest'idea di un rapporto stretto di collaborazione con l'Ordine degli Architetti sia un'idea da coltivare e da fare valere, ma da subito, perché non ci sono tempi lunghi. So che alcune scadenze sono addirittura il 18 agosto. Il 18 agosto parliamo di 2 mesi, quindi credo che sia un'iniziativa che va nella direzione giusta. Io più che spronare i comuni, e lo sto facendo anche perché dal mio ministero mi arrivano delle sollecitazioni forti, anche con somme, anche parlando di somme molto, molto importanti, ma purtroppo vediamo che è molto difficile che vengano fatti i progetti nonostante linee guida, nonostante format. Ecco, i comuni d'altra parte, comprendo, hanno una difficoltà enorme perché sono scarsi di personale, come lo siamo anche noi, ma c'è anche un altro aspetto di questa vicenda, che è la vigilanza a che questi soldi vengano utilizzati bene e vadano a finire nelle tasche di imprese sane, di imprese che lavorano nella correttezza, nella legalità. Su questo siamo veramente fortemente chiamati a vigilare. Un'interessante iniziativa per spiegare a tutti i comuni come con i soldi per le progettazioni si possono avviare lavori per svariati milioni di euro. Questa è una cosa molto importante. Con l'architetto Rino Lamendola abbiamo programmato questo incontro e anche l'incontro di domani col Presidente Campa a Caltanissetta, proprio per spiegare ai sindaci e alle amministrazioni comunali come le centinaia di migliaia di euro che ci sono a disposizione per fare progettazioni sviluppano poi lavori per oltre 20 milioni di euro. Sono opportunità per il territorio incredibili che non devono essere lasciate al caso, ed è per questo che abbiamo voluto proprio radunare tutti quanti in maniera tale da spiegare e creare quel punto d'appoggio. Oggi credo che si stiano ponendo le basi per avviare quella famosa collaborazione fra enti pubblici e attività private, studi di progettazione, ordini professionali che si mettono a disposizione proprio per fare arrivare a tutti questi soldi sui territori e quindi generare sviluppo economico, posti di lavoro e finalmente non perdere neanche un centesimo di euro di quelle che sono le opportunità. Quindi molto bene questa iniziativa, sono molto contento e sono voluto essere qui oggi proprio per dare anche io una mano e poter dire bravi agli organizzatori. Oggi siamo qui riuniti, è uno stimolo per tutti noi, per le amministrazioni pubbliche, si parlerà di guerra, si parlerà di piano nazionale di ripresa e di resilienza, è un segno importante quello che si vuole dare proprio per una ripresa per la nostra economia. Naturalmente l'Italia è a seguito del Covid, ma anche a seguito di questa maledetta guerra nell'Europa centro-orientale, sta subendo tantissimi danni dal punto di vista economico. È un segno importante, si spera in una ripresa, l'impegno da parte di tutti, principalmente da noi amministrazioni pubbliche. Ed il nostro direttore Arturo Cantella ha realizzato uno speciale proprio in occasione di questa iniziativa organizzata dall'Ordine degli Architetti. Potrete vederlo oggi dopo il TG delle 15, delle 20 e delle 22:30 e anche domani domenica alle ore 11, alle ore 15:15. Schiaffi e spintoni alla fidanzata trentenne è successo in un appartamento in via Seneto ad Agrigento in occasione della Festa della Repubblica. Per questo motivo un 35enne del posto è stato denunciato dagli agenti della sezione volanti della questura per ipotesi di reato di maltrattamenti. Il deferimento è scattato d'ufficio anche se la fidanzata aveva manifestato la volontà di non sporgere denuncia nei confronti dell'uomo. Ad avvisare i poliziotti sono stati alcuni vicini che avevano sentito trambusto e a quanto pare non sarebbe stata neanche la prima volta. Così è scattato il protocollo del codice rosso con la trentenne che dopo essere stata medicata al pronto soccorso è stata collocata in una struttura protetta. Per il compagno invece è scattata la denuncia.
La fiera Emporio Arte e Natura arriva in centro città ad Agrigento. La manifestazione in programma oggi e domani è promossa dall'Associazione Culturale Il Cerchio in piazza Vittorio Emanuele, un mercatino della sicilianità. Sulle bancarelle sono in vendita i prodotti della fiera agroalimentare provenienti dalle aziende del territorio, ma anche particolari accessori di abbigliamento creati dagli artigiani agrigentini. Arturo Cantella. Emporio Sicilia, Arte e Natura, oggi il secondo appuntamento è qui presso piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, nel centro della città. Dopo la prima edizione di qualche settimana fa che si è fatta al parco davanti alla casa di Luigi Pirandello, oggi nel centro storico. È la prima volta che questa iniziativa si fa qui in piazza Vittorio Emanuele. Ecco, possiamo fare una sintesi dei principali avvenimenti e come è andata l'esperimento, insomma l'iniziativa che voi come Cerchio avete organizzato. L'iniziativa sta andando molto bene perché abbiamo più di 30 associazioni o aziende, perché possono essere sia associazioni che aziende, espositori che sono sia dell'ortofrutta e quindi dei prodotti dell'agricoltura e dell'agroalimentare, sia dell'artigianato. Come diceva il bando a cui abbiamo partecipato, che è un bando regionale a cui abbiamo avuto la possibilità di attingere eventualmente a fine lavori un contributo di rimborso, un piccolo contributo. Lei ha detto bene, Emporio Sicilia, sì, Sicilia, ma non solo perché è l'assessorato siciliano, cioè la regione siciliana, all'agricoltura e alla pesca mediterranea e ai prodotti agricoli a chiamare a sostenere questa iniziativa, ma perché l'obiettivo nostro, insieme a quello dell'assessorato che abbiamo sposato, è quello di portare avanti l'economia che purtroppo è stata male per i prodotti agricoli e per i prodotti artigianali durante la pandemia, rilanciarla. E ce ne saranno altre manifestazioni di questo genere, perché l'assessorato ha fatto un decreto a varie finestre e noi abbiamo partecipato alla prima finestra, speriamo di partecipare anche alle altre. E poi Sicilia, perché questi prodotti devono rilanciare l'identità siciliana. Noi siamo cittadini ormai europei, gli agrigentini, italiani, ma soprattutto siciliani. L'identità è quella della cultura, e la cultura viene anche dalla coltura e dalla nostra tradizione culinaria, dalla nostra tradizione degustativa. E ora qui noi oggi avremo gli orari che fanno ingresso gratuito anche per coloro che vogliono venire domani, perché domani sarà aperto anche tutta la mattina, oggi tutta la giornata. Siamo al centro della città, siamo la prima volta, è la città teatro che prende un aspetto veramente molto bello, a dire così semplicemente, con questo aggettivo semplice, ma è molto attivo perché è la collaborazione di un'associazione privata che però regge un ente sovracomunale che si chiama Parco Letterario Luigi Pirandello con le istituzioni locali. Abbiamo avuto l'inaugurazione infatti da parte del comune col suo assessore e questa mattina addirittura del commissario del Libero Consorzio, che ci hanno abilitato dicendo che sono delle cose che bisogna ripetere perché una non basta. Non perché vogliamo fare abitudini, l'uomo vero è quello che non ha abitudini, diceva Rousseau, però vogliamo veramente avere dei riscontri in modo che le persone restano contente e i turisti che accorrono e vedono questa iniziativa rimangono un po' sbalorditi e attratti naturalmente. Quindi diciamo che è un esperimento che si può ripetere anche con altre manifestazioni, coinvolgendo anche altri luoghi della città a cui il Cerchio aspira a realizzare in un prossimo futuro? Sì, per esempio siamo quasi entro Porta, si chiama Porta di Ponte, la prossima potrebbe essere stavolta proprio dentro il centro storico di Agrigento e perché no anche quello di Porta Empedocle, visto che gravitiamo in queste due realtà locali. E sicuramente sceglieremo degli spazi insieme al signor Sindaco, insieme alle organizzazioni, per fare in modo di animare quei punti del centro storico che molte volte appaiono abbandonati, e questo non è vero, dobbiamo cercare di mobilitare le persone e i visitatori.
Allora, parliamo di questa sua attività artigianale. Oggi lei ha deciso di esporre qui davanti in questa iniziativa del parco. Ecco, parliamo brevemente quali sono le sue produzioni e come valuta l'iniziativa. Allora, io produco soprattutto gioielli e anche faccio dei ricami e sartoria per coordinati nascita. I gioielli sono tutti fatti in mano, in tessitura, e sono in sutasse che sono cuciti tutte a mano, sono delle piattine di seta cucite a mano e dove si mettono i cristalli. Sì. Bene, continuiamo questo nostro breve giro. Oggi siamo qui in un altro stand. Pratico questo hobby da circa un anno e creo oggetti in macramè. Ce ne fa vedere qualcuno, magari ce lo descrive brevemente? Certamente. Questo ad esempio è un portapiante sospeso, è creato soltanto con il cotone, intrecciando le corde con le mani senza nessun altro attrezzo. Queste sono delle ghirlande da appendere che possono diventare anche dei portafoto, dei vasi che possono diventare portapiante o portafiori e anche degli oggetti da appendere. Io sono di Sciacca e la maggior parte faccio è corallo, fra cui corallo di Sciacca, corallo grezzo di Torre del Greco e di sardo, di diversi posti. Allora, questo qui è corallo di Sciacca, fatte con dei pezzettini di corallo trovati sulla spiaggia, che a Sciacca tantissimi anni fa, tanti, hanno una barriera corallina di cui l'hanno depredata, e io con questi pezzettini faccio questi orecchini o ciondolo o anche anello. Ecco, come valuta questa iniziativa, signore? No, bene, buona, una buona iniziativa. Speriamo che ce ne siano altre. Un'azienda appena nata ad Agrigento che sta cercando di promuovere due linee diverse di prodotti, ed esattamente una linea alla bava di lumaca e una linea tutta bio. Ovviamente oggi si ha la tendenza ad usare prodotti biologici, ma i prodotti alla bava di lumaca sono parecchio preziosi. Adesso vi faccio vedere via via cosa ho realizzato. Ho fatto realizzare un quadro con il quale ho creato delle etichette. Le etichette sono state create appunto ricavate da questo quadro per poter promuovere tutti gli elementi siciliani. Parliamo del fico d'India, parliamo quindi il carretto che porta il fico d'India, il limone, l'uva. Tutti i prodotti che sono prodotti necessari a cosa? Specifichiamolo. Parliamo di prodotti cosmetici, parliamo di creme corpo, saponette, parliamo di creme viso, parliamo di shampoo solido. Uno shampoo solido, chi ha mai visto uno shampoo solido? Lo shampoo solido serve per chi deve viaggiare, per chi ha dei problemi di dermatite alla pelle. Poi parliamo di prodotti che hanno per esempio tutto a base di olio, a base di aloe. Noi non mettiamo nei nostri prodotti degli SLS, dei paraben, ma per fare la conservazione e la compattezza del prodotto usiamo l'aloe. E a Ioppolo Giancaxio, dopo il successo delle precedenti edizioni, ritorna la Kermesse che celebra il cibo di strada e i piccoli borghi. Si tratta di un vero e proprio mini festival dedicato a tutti quei cibi tipici siciliani che fanno ormai parte del patrimonio culturale dell'isola. A partire dalle ore 17, appuntamento anche con diversi stand dell'agroalimentare di qualità, piccoli artigiani, hobbisti e musica dal vivo. La Guardia Costiera Libica, ovvero le motovedette che l'Italia ha regalato alla Libia per contenere i flussi dei migranti clandestini, se i pescherecci italiani oltrepassano o si ritiene che abbiano oltrepassato i propri confini, gli sparano addosso. Così è accaduto al motopesca Salvatore Mercurio, salpato da Citrezza insieme a un altro peschereccio che è stato bersagliato da alcuni colpi d'arma da fuoco di avvertimento. La Federazione Armatori Siciliani ha diffuso una nota in cui si legge: il comandante dell'imbarcazione è riuscito a fuggire all'agguato e ha preso la rotta di ritorno verso Citrezza. Tutti i componenti dei tuoi equipaggi stanno bene, ma ora basta. La Federazione Armatori Siciliani si attiverà al fine della tutela delle imprese di pesca e del diritto al futuro. E l'assessore regionale alla pesca Toni Scilla è intervenuto così: non possiamo affidare la vita dei nostri pescatori alla fortuna e neppure impedire alle nostre imprese di pesca di esercitare il sacrosanto diritto di lavorare in quella parte del Mediterraneo. La situazione
situazione è particolarmente grave, prosegue, registro momenti di forte tensione e preoccupazione. C'è necessità assoluta di approfondire la questione. Chiederemo un incontro con la Farnesina, il Ministero della Difesa e il Ministero della Pesca per intensificare il servizio di vigilanza in mare e risolvere definitivamente questa situazione. Una bottiglia contenente del liquido infiammabile è stata incendiata proprio davanti l'abitazione di un artigiano 65enne di Ribera. Le fiamme fortunatamente si sono autoestinte prima che si potessero verificare conseguenze ben più gravi. Il fatto è avvenuto nelle ore notturne in corso Regina Margherita, in una zona centrale della città delle Arance. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ribera che hanno avviato immediatamente le indagini. Venerdì prossimo, 10 giugno, a partire dalle ore 9, i sopralluoghi dei tecnici nominati dalle famiglie che sono state sgomberate dopo l'esplosione di via Trirussa a Ravanusa dell'11 dicembre scorso, che ritengono che le loro case non debbano essere rase al suolo e che anzi potrebbero essere recuperate. Ci sarà anche l'avvocato Silvia Sazio che rappresenta alcuni degli sfollati. Sono 7 o 8 le famiglie che continuano infatti a insistere per poter rientrare nelle loro abitazioni che di fatto non hanno avuto danni strutturali, dicono. I tecnici del comune, secondo quanto era emerso nelle scorse settimane, potrebbero salvare quelle case che soltanto qualora venissero presentati certificati di regolarità statica, agibilità e abitabilità. Incartamenti che i proprietari delle case non danneggiate non riescono ad avere perché quegli immobili si trovano in zona R4 ad alto rischio idrogeologico già dal 1908. Le case da ricostruire sono 70 agli sfollati dopo la tragedia di via Trirussa che uccise 9 persone, 10 con il piccolo Samuele che è rimasto nel grembo della mamma, sono 130. Tutti sono stati sistemati in case in affitto per le quali il comune pagherà 72.000 euro l'anno. Il sopralluogo del 10 giugno verrà effettuato da esperti in ingegneria sismica e strutturisti che dovranno dunque verificare la tenuta statica degli immobili che rientrano in quell'area. Primarie e regionarie insieme, in Sicilia PD e Movimento 5 Stelle insieme nella scelta del candidato da schierare per le elezioni regionali. Anche per le amministrative la nuova alleanza si compatta su candidati comuni. Arturo Cantella. Onorevole De Caro, come si sta preparando il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni regionali? Il Movimento 5 Stelle, unitamente a tutto quello che ora viene definito il fronte progressista, quindi PD e altre liste civiche, sta cominciando ad organizzarsi per le regionarie. Cosa sono le regionarie? Sono un meccanismo di democrazia partecipata dal basso che consentirà a tutti i cittadini siciliani di esprimere la propria preferenza su chi sarà il candidato presidente del fronte progressista. Entro il 10 giugno, ma le date ancora sono un po' ballerine, dovranno presentarsi le adesioni alla candidatura e le primarie o regionarie come si suol dire saranno entro il 24 luglio. Ancora, come dicevo, le date non sono certe, ma l'arco temporale è più o meno questo. Abbiamo proposto e ottenuto un metodo innovativo di voto, quindi non si voterà col metodo classico del gazebo, delle 2 euro, eccetera eccetera. Ci sarà un meccanismo di certificazione gratuita che si potrà fare o online o al gazebo direttamente e tutti i cittadini potranno votare in maniera assolutissimamente gratuita. Si pavimenta una probabile spaccatura a livello nazionale con le diverse anime, una Conte che cerca di fuoriuscire dall'appoggio a Draghi, l'altra con Di Maio che fortemente come ministro appoggia Conte. Cosa c'è di vero? Ma ci sono state delle leggere divergenze, ovviamente la dialettica all'interno di grandi forze politiche è il sale della forza politica stessa. C'è chi pensa, come tra l'altro il sottoscritto, che il Movimento 5 Stelle ha concesso un grosso tributo in termini di percentuali, abbiamo perso tanti punti percentuali almeno nei sondaggi, ma anche in termini di abbandono dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle proprio perché c'erano dei malumori a causa appunto del sostegno al governo Draghi.
questo il governo Draghi e il presidente Draghi stesso non può fare a meno di considerarlo quando si parla per esempio di reddito di cittadinanza, di superbonus e di tutte le iniziative che il Movimento 5 Stelle ha fatto diventare leggi dello Stato, che devono essere migliorate ma non sicuramente abolite. Il voto alle comunali di giorno 12 che valenza avrà? In particolare mi riferisco a Palermo e Messina. A Palermo e Messina sono due piazze importantissime, anche lì noi coerentemente con la linea romana della coalizione cosiddetta Fronte Progressista Siciliano siamo col PD e con altre liste civiche del Fronte Progressista. Io ho girato in campagna elettorale, ieri sera per esempio era a Sciacca, e vi devo dire che si respira una bella aria, soprattutto a Palermo. Io penso che il nostro candidato Miceli sia in una fase di rimonta. Ovviamente sono sensazioni, però quello che si respira in campagna elettorale, l'allegria della gente che ci viene a salutare, che ci viene ad ascoltare, ci fa ben sperare. Su Sciacca noi abbiamo candidato Fabio Termine, noi intendo la coalizione che esprime Fabio Termine, che fa parte di una lista civica che viene chiamata Mizzica, siamo col Movimento 5 Stelle e col PD. Come vi dicevo si scontra Fabio con un ex sindaco e un altro nostro ex che ora è passato sul fronte del sostegno al governo Musumeci. Anche lì devo dire che si respira una bella aria. Non diciamo nulla per Scaramanzia, però stiamo facendo un bel lavoro. Fabio è una persona preparatissima, ha un gruppo di giovani che lo sostiene e gli dà manforte davvero notevole, quindi siamo ottimisti anche su Sciacca. La crisi ucraina e le conseguenze per la Sicilia, inflazione e NIT da record. L'isola è la seconda regione d'Italia che soffre di più e la terza in classifica nazionale per maggiore incremento della spesa di elettricità. Ad affermarlo è Confartigianato Sicilia nel proprio osservatorio economico. I dettagli nel servizio. Il conflitto in corso tra Ucraina e Russia si scaglia con forza su famiglie e imprese. L'osservatorio economico di Confartigianato Imprese Sicilia scatta una fotografia da dove emerge una Sicilia in sofferenza che si piazza al secondo posto nella classifica nazionale per maggiore accelerazione dell'inflazione, al terzo posto per maggiore incremento in termine assoluto per la tenuta delle famiglie nell'ultimo anno, per la spesa dell'elettricità, e tutto ciò si riverbera anche sulla domanda di lavoro. Il manifatturiero è il settore più in sofferenza. Su altre variabili economiche, primato negativo anche per il numero dei NEET. Unico dato positivo riguarda il turismo, che torna ad essere un asset importantissimo per la domanda di lavoro venuto meno nel periodo dell'emergenza pandemica. Il report economico è stato presentato all'Ibis Hotel di Palermo nel corso dell'assemblea di Confartigianato Imprese Sicilia. Purtroppo anche oggi ci ritroviamo a presentare un report che vede la nostra isola in sofferenza, dicono Giuseppe Pezzati e Andrea Di Vincenzo, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sicilia, con una pericolosa accelerazione dell'inflazione. Stiamo pagando un prezzo altissimo del conflitto attualmente in atto, ma quello che ci preoccupa è anche il primato negativo che abbiamo in Italia per il numero di giovani tra i 15 e i 29 anni non inseriti né in un percorso di studio né in uno di lavoro. È urgente, sollecitano Pezzati e Di Vincenzo, cambiare passo nelle politiche giovanili. Il futuro è oggi, servono interventi immediati per ridurre il gap tra scuola, sistema della formazione e mondo del lavoro. Occorrono investimenti per favorire il passaggio generazionale nelle imprese, sostegni per i giovani che si mettono in proprio soprattutto sul fronte dell'innovazione, della ricerca e della internazionalizzazione. Vogliamo un'altra Italia, un'altra Sicilia a misura di giovani e di piccola impresa, con riforme che liberino energie e talenti e che accrescano le competenze.
Ad aprile 2022 per le imprese manifatturiere del Mezzogiorno si rileva un debole rallentamento del trend di salita. La nostra regione inoltre figura terza dopo la Lombardia e il Lazio per incremento maggiore in termini assoluti della spesa per elettricità sostenuta dalle famiglie, più 464 milioni di euro nell'ultimo anno, e sempre seconda per incidenza di tale valore sul PIL 0,56%, indicatore che ne segnala gli elevati effetti recessivi sull'economia del territorio. Sul fronte mercato del lavoro si colgono indicativamente tre evidenze distinte. La prima riguarda la domanda di lavoro espressa dalle imprese con i dipendenti dei servizi del manifatturiero esteso, che per il trimestre maggio-luglio 2022 in Sicilia mostra un trend positivo e che la posiziona al quarto posto dopo Sardegna, Calabria e Puglia, restringendo il campo di analisi alle sole previsioni di assunzioni espresse per il mese di maggio 2022. Sono evidenti segnali di indebolimento di quest'ultima nel settore manifatturiero. Non si indebolisce, ma anzi si rafforza la domanda. Nel comparto servizi la Sicilia è quarta per incremento della domanda di lavoro nel settore e l'incremento è guidato dal buon andamento dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi turistici. Il turismo infatti torna ad essere un asset molto importante per la domanda di lavoro, grazie al fatto che è venuto meno il periodo di emergenza e di conseguenza tutte le restrizioni. Tra le conseguenze preoccupanti della pandemia sul mercato del lavoro abbiamo l'incremento dell'inattività e il fenomeno dei NEET tra i giovani. A livello provinciale si registra un aumento maggiore del tasso di inattività a Siracusa e ancora a Catania e Agrigento. Il fenomeno dei NEET invece a livello provinciale nell'anno della pandemia rispetto al pre-crisi segna incrementi a Catania, Siracusa, Ragusa. Permangono anche nel 2022 le criticità dovute alle difficoltà di reperimento di profili professionali. In Sicilia la quota di entrate ritenute difficili da reperire sono il 34,4%, quota superiore di 12,7 punti rispetto al valore di maggio 2019. A livello provinciale le criticità maggiori si registrano ancora ad Agrigento, ma anche a Trapani con il 38,2% e Siracusa che chiude con il 37,7%. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. I militari della compagnia di Licata, con il supporto dei carabinieri dello squadrone cacciatori di Sicilia e quelli del nucleo cinofili di Palermo, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 62enne licatese. I militari, nell'ambito di una perquisizione nell'abitazione dell'uomo in contrada Manga, hanno trovato occultato in un barattolo di vetro avvolto in una busta di plastica nera 241 grammi di cocaina pura, suddivisa in 48 dosi, custodite in buste di cellophane azzurre riportanti la scritta in giallo per alimenti. Un ulteriore barattolo in vetro contenente sostanza per il taglio dello stupefacente di tipo mannite, un bilancino di precisione. Quanto trovato è stato immediatamente posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato. L'arrestato in attesa di convalida è stato posto ai domiciliari. Al processo sul depistaggio delle indagini dopo la strage Borsellino che si svolge al Palazzo di Giustizia a Caltanissetta interviene l'avvocato Giuseppe Panepinto, difensore di Mario Bo, il poliziotto imputato insieme ad altri due colleghi di calunnia aggravata dall'avere favorito la mafia e di aver contribuito al pilotaggio del falso pentito Vincenzo Scarantino. Per lui la procura ha chiesto la condanna a 11 anni e 10 mesi di carcere. I dettagli nel servizio. Un processo che ha portato ad un castello di menzogne, a schizzi di fango, ad una gogna mediatica e ad una serie di ricostruzioni romanzesche ed illazioni. Sono solo alcune delle considerazioni che l'avvocato Giuseppe Panepinto, legale del poliziotto Mario Bo, imputato con altri due poliziotti, ossia Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, ha espresso nella sua arringa per descrivere il processo sul depistaggio sulla strage di Via D'Amelio. I poliziotti sono tutti accusati di concorso in calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra. La procura di Caltanissetta ha chiesto al tribunale, presieduto da Francesco D'Arrigo, la condanna ad 11
11 anni e 10 mesi per Mario Bo e 9 anni e mezzo per Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei e l'interdizione perpetua dei pubblici uffici, pur ammettendo che sulla strage di Via D'Amelio c'è stato il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana. Come dice anche la Cassazione, legale nella sua arringa ha allontanato ogni accusa dal suo assistito. Il depistaggio, secondo Panepinto, non fu opera dei 3 poliziotti imputati o di magistrati e uomini dello Stato, ma di 3 balordi, cioè i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Salvatore Candura e Francesco Andriotta. Poco importa evidentemente se proprio la sentenza Borsellino-Quater abbia evidenziato come Scarantino sia stato indotto a mentire. Nella sentenza di primo grado del Borsellino-Quater quel depistaggio costato la condanna all'ergastolo a 7 innocenti, poi scarcerati e scagionati. Nel processo di revisione venne indicato dalla Corte d'Assise come un proposito criminoso, determinato essenzialmente dall'attività degli investigatori che esercitarono in modo distorto i loro poteri, e i riflettori venivano puntati proprio sul gruppo degli investigatori dell'epoca guidato da Arnaldo La Barbera. Secondo i giudici sarebbero stati loro a indirizzare l'inchiesta costruendo i falsi pentiti e la motivazione non si sarebbe celata dietro un'ansia di ottenere risultati nella ricerca dei responsabili del delitto del 19 luglio del 1992. Scarantino viene definito come un soggetto psicologicamente debole che era rimasto per un lungo periodo di tempo, quasi 1 anno e 9 mesi, in stato di custodia cautelare proprio a seguito delle false dichiarazioni rese dal Candura sul suo conto. Secondo la Corte furono compiute una serie di forzature, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell'agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà, se non per la esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte. Tuttavia, per Panepinto non è possibile accusare Bo. Il legale in 8 ore di arringa ha parlato della gestione del falso pentito Vincenzo Scarantino, ma anche di personaggi in cerca d'autore che sarebbero apparsi nel corso del dibattimento. Il riferimento ai testimoni dell'accusa definiti inaffidabili e inattendibili prima di formulare accuse infamanti che espongono alla gogna. Prima di fare queste accuse a un uomo dello Stato ci vogliono delle prove che qui non ci sono, ha detto Panepinto. Poi ancora, non nascondendo il riferimento alle parti civili e al PM Luciani, ha aggiunto: chi mi ha preceduto ha ritenuto di dover ringraziare il tribunale. Non me ne voglia questo tribunale, ma io ritengo che non si debba ringraziare nessuno, perché se siamo qui in un'aula di giustizia è perché il PM ha ritenuto di fare un'indagine che era stata archiviata. Ho avuto un certo smarrimento in diversi momenti di questo processo, non certo perché vi siano stati argomenti particolarmente incisivi. Non è mancanza di rispetto nei confronti dell'accusa, prosegue, ma un grande senso di smarrimento perché ho avuto l'impressione di partecipare a un processo diverso delle altre parti, di aver valutato prove documentali diverse da quelle di cui vi hanno parlato le parti. Ovviamente abbiamo sentito parlare del dovere di verità, di rispetto delle vittime della strage e di rispetto per la memoria. Naturalmente provo totale rispetto per le parti delle vittime di questa terribile tragedia che ha sconvolto lo Stato italiano, per i loro parenti e coloro che hanno subito un danno e tutti i cittadini italiani. Per l'avvocato la memoria di coloro che non possono difendersi è stata ampiamente screditata e del suo assistito Bo ha detto: è un uomo dello Stato integerrimo, un uomo del quale ho avuto modo di apprezzare la dignità e soprattutto il grande senso di abnegazione e rispetto per lo Stato. Ancora oggi, dopo quello che ha subito, ancora oggi dice rifarebbe tutto ciò che ha fatto. Lasciamo fuori da qui i libri scritti da ex magistrati e giornalisti. Chiunque scrive e parla di questa vicenda, ha ancora detto Panepinto. Il top è stato raggiunto quando anche Candura aveva un memoriale che voleva pubblicare, poi ancora interviste televisive. Lasciamole fuori dall'aula di tribunale. E ha aggiunto: si continua a parlare di fatti mai accaduti ed esistiti. Non abbiamo paura della verità, perché la verità non deve fare paura a chi non ha commesso determinati fatti, mentre qui tutti i testimoni dell'accusa sono inattendibili e inaffidabili. È davvero credibile che Bo abbia indottrinato Scarantino? Si può pensare mai che uno indottrini in una vicenda così delicata?
Nell'interrogatorio del 28 settembre 2009 Vincenzo Scarantino dice di non ricordare se le dichiarazioni rese fossero frutto di notizie di stampa o di suggerimenti. Nell'interrogatorio ci dice che lui comprava il quotidiano Il Giorno e l'altro detenuto il Corriere della Sera e quindi erano informati. Lui stesso ha detto: ci sono tante cose che ho letto sui giornali. Dice di non aver subito costrizioni perché altrimenti avrebbe reagito. Questo Scarantino è sicuramente un sempliciotto, per essere generosi. A Messina l'ATM premia i suoi dipendenti, 3 euro agli operai che rimuovono auto in sosta vietata. Vediamo. La notizia fa discutere la città perché c'è un clima da Far West in questa città, ma non è colpa dei lavoratori. Il sistema di premialità è previsto in tutte le aziende, quindi di per sé non fa notizia. C'era in ATM, c'era in altre aziende. Diventa notizia perché rischia anche di mettere i lavoratori fra l'incudine e il martello, cioè fra l'incudine dell'autoritarismo che c'è in azienda e il martello degli utenti inferociti da queste notizie. Fa notizia perché c'è un clima autoritario all'interno dell'azienda, di Far West nella città, per cui sicuramente è giusto multare chi non paga il biglietto sugli autobus, chi non posteggia secondo le norme in divieto di sosta, però sarebbe anche giusto invece che punire anche educare i cittadini o comunque dialogare ad esempio con le categorie. Abbiamo riscontrato spesso poca tolleranza soprattutto verso i commercianti, verso la movida serale, con raid di carrattrezzi che hanno inferocito naturalmente sia gli esercenti che gli utenti. Ecco, non bisogna mettere i lavoratori nel tritacarne e in mezzo a questa diatriba che probabilmente nasce da un problema a monte, che è una malgestione del servizio da parte dell'azienda. I lavoratori fanno il proprio lavoro e il proprio dovere, non sono i 3 euro che li renderanno più autoritari verso gli utenti, ma applicheranno le norme. È logico che ci vorrebbe sicuramente più dialogo tra l'azienda e la cittadinanza. E non riuscite invece voi a dialogare con l'azienda, sindacati, Will Trasporti, FIT CGIL, ancora polemiche, avete ancora acceso i riflettori su una gestione interna, l'ultimo bando, quello per la selezione di figure professionali, voi ritenete che si possa attingere all'interno della stessa azienda? Non riusciamo a dialogare con l'azienda trasporti perché ha chiuso i canali di comunicazione con il sindacato, guarda caso dopo le dimissioni del sindaco De Luca. Al Will Trasporti e alla FIT CGIL, che hanno denunciato non arrivano gli ordini di servizio con le promozioni interne, con la conclusione degli esiti dei concorsi avviati e tante altre cose. Ultimamente abbiamo acceso i riflettori su 2 promozioni interne per dirigenti, reputiamo che sia inopportuno in campagna elettorale mettere urgentemente all'improvviso a bando 2 posti di dirigente, ma riteniamo che possa essere anche un esborso di denaro pubblico inutile, perché ci sono all'interno dell'azienda, a nostro avviso, funzionari che possono svolgere quelle funzioni, quelle mansioni e garantire tranquillamente l'andamento del servizio pubblico. Su questo il commissario Santoro, ma anche la Corte dei Conti, a cui insieme alla CGIL e la Will hanno scritto, devono darci risposta, perché parliamo di un'azienda pubblica e potrebbe essere danno erariale. All'ospedale Giglio 2 interventi di ortopedia oncologica con protesi speciali di spalla e femore. Vediamo. 2 interventi complessi con impianto di protesi speciale di spalla e di femore totale, dall'anca al ginocchio, sono stati eseguiti dall'equipe di ortopedia oncologica della Fondazione Giglio di Cefalù. Siamo intervenuti, spiega il responsabile dell'ortopedia oncologica Giuseppe Perrucchini, su 2 pazienti siciliani di 62 e 70 anni, rimuovendo il tumore e ricostruendo gli arti in modo da ripristinare la funzionalità e la mobilità. Nel caso del paziente a cui è stata ricostruita la spalla con una protesi speciale, è stato diagnosticato un condrosarcoma di alto grado di malignità, nativo nell'osso dell'omero. Il tumore si era manifestato provocando da qualche mese dolore al braccio. L'equipe chirurgica del Giglio, composta da Perrucchini e dello specialista della spalla Stefano Lupparelli, è intervenuta resecando l'omero prossimale per 20 cm, salvaguardando alcuni tendini e muscoli importanti per il movimento della spalla, e proseguendo quindi alla ricostruzione con l'impianto di una speciale protesi che ha sostituito la parte asportata per permettere il recupero dell'arto superiore e la sua funzione.
È una chirurgia di salvataggio degli arti, spiegano Perrucchini e Lupparelli, secondo i principi del limb salvage, cardine da molti anni della chirurgia ortopedica oncologica. Nell'altro caso, sulla paziente settantenne della provincia di Agrigento, gli ortopedici sono intervenuti su una nuova metastasi formatasi 3 anni dopo il primo intervento di megaprotesi di femore distale. È ora localizzata nel femore destro in prossimità dell'anca. Lì si era generata una frattura patologica. Si è proceduto, spiega Perrucchini, a resicare il femore prossimale per 14 cm, ricostruendolo con una megaprotesi speciale. Il problema è stato collegarsi all'altra protesi preesistente del femore distale. Abbiamo risolto ottenendo una protesi artificiale che sostituisce tutto il femore dall'anca al ginocchio. Questa protesi, evidenzia ancora Perrucchini, viene rivestita con un'apposita maglia tubolare di tessuto sintetico, alla quale si possono saturare tendini e muscoli per ottenere un migliore funzionamento dell'arto inferiore. Questi interventi complessi, spiega Perrucchini, sono possibili solo grazie all'alta preparazione raggiunta ormai da tutti i componenti dell'equipe chirurgica, insostituibili operatori sociosanitari, infermieri, strumentisti e chirurghi. 2 interventi che sono il frutto di un lavoro iniziato nel 2018, sottolinea il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, con l'assessore regionale della salute Ruggero Arazza, con cui si è deciso di creare questa linea di attività di oncologia ortopedica. Sono stati individuati, conclude Albano, dei professionisti di grande rilevanza e oggi possiamo dire di aver centrato questo obiettivo che dà una risposta a tanti pazienti siciliani. Calcio, l'Acragas a Isernia per la finale dei play-off. Carmelo Lentini. È iniziata l'operazione Isernia, la rossa biancazzurra è già arrivata dopo una notte di navigazione da Palermo nel porto di Napoli e ha raggiunto Isernia dove ha effettuato l'ultimo lavoro di rifinitura. Adesso la squadra va in ritiro assoluto in attesa del match di domani a Lancellotta alle ore 16:30 dove saranno presenti sugli spalti una rappresentanza di tifosi biancazzurri arrivati in Molise a bordo di uno speciale pullman. Contro il Città di Isernia il tecnico dovrà fare a meno di Lavardero squalificato, ma potrà contare sui rientri di Giovanni Taormina che si è ripreso dall'infortunio di domenica scorsa, Angelo Strano e Giovanni Leonardi. Infine sarà Stefano Moncalvo di Collegno l'arbitro della partita Città di Isernia Acragas, semifinale di ritorno dei playoff nazionali. Gli assistenti saranno Stefano Vito Martinelli di Potenza e Luca Chianese di Napoli. Ma questa domenica 5 giugno alle ore 16:30 si gioca l'altro spareggio nazionale che interessa direttamente Città di Isernia Acragas. Si tratta di Ionica Martina Franca che in andata vide quest'ultima imporsi per 2-1. Alla compagine peloritana dello Ionica basterebbe vincere con il minimo scarto per andare in finale. Per quanto riguarda l'Acragas occorrerà vincere oppure pareggiare con gol per centrare l'obiettivo. Solo in un caso si dovrà andare ai supplementari, e cioè se la gara terminasse 0-0. Ricordiamo ancora una volta che nella gara d'andata l'Acragas ha pareggiato in casa 0-0 con l'Isernia, mentre la Ionica è stata sconfitta 2-1 fuori casa da Martina. Le due squadre che supereranno questo turno si affronteranno tra loro nel secondo ed ultimo turno per conquistare la promozione in Serie D. Ma c'è anche un'altra sfida a spareggio che interessa la provincia agrigentina, e cioè San Fratello Gemini per il salto di categoria in promozione. Il Gemini ha il vantaggio di avere 2 risultati su 3. Questa sfida si giocherà sul campo del San Fratello. Infine, l'ultima sfida playoff riguarda la terza categoria. Real Licata e Cenciana Aldino Leotta si contentano la promozione in seconda categoria, dove è già approdato meritatamente l'Aragona. A proposito di quest'ultima squadra, arriva la prima riconferma che riguarda la guida tecnica. La compagine aragonese sarà ancora una volta affidata all'esperto Peppe Bennardo, che ha vinto il torneo di terza categoria approdando in seconda con pieno merito. Lo ha stabilito la società dopo una riunione, ritenendolo l'uomo giusto per continuare la scalata verso altre mete molto importanti. Direttore, ultimo allenamento per l'Acragas in terra molisana.
La squadra bianco-azzurra prepara la sfida domani contro la città di Isernia. Qual è l'umore della formazione akragantina in questa vigilia pre-gara? L'umore è buono, l'umore è alto. Siamo arrivati stamattina, siamo qui a Venafro, a 20 minuti da Isernia. Ci apprestiamo a fare la rifinitura. Devo dire che, e di questo voglio ringraziare la società, abbiamo fatto una trasferta curata nei minimi particolari, partendo ieri pomeriggio. Adesso siamo qui, ripeto, a Venafro. Pomeriggio ci sposteremo su Isernia e inizierà il vero ritiro pre-partita. Ecco, parliamo dell'aspetto tecnico. La gara di domani all'Akragas servirà un pareggio con gol o la vittoria per raggiungere la finale? Sì, è una partita come una vera finale, che ormai ai playoff sono tutte finali, perciò noi sappiamo l'importanza di questa gara, i ragazzi sono pronti, anche loro sanno l'importanza, praticamente domani ci giochiamo un'intera stagione e cercare di fare gol, perché altrimenti si rischia di andare ai supplementari e poi alla lotteria dei rigori, che non sarebbe il massimo per giocarsi una stagione. Mi aspetto una gara dura, affrontiamo una squadra preparata, una squadra ben messa in campo, un organico importante, lo abbiamo visto anche nella gara di Agrigento, però sono molto fiducioso. Domani l'Akragas non sarà da sola, avrà il supporto, l'apporto di oltre 50 tifosi. Sì, di questo ne siamo fieri, siamo contenti di avere la nostra tifoseria al seguito. Li ringrazio per la partita di domenica scorsa e li ringrazio per la lunga trasferta che stanno affrontando per stare vicino alla propria squadra. Fiducioso per la gara di domani? Sì, abbastanza fiducioso. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto, buon weekend.